C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, un nuovo appuntamento e alla scoperta anche oggi di un'opera del Museo Diocesano di Brescia. Vi presentiamo un olio su tela di Girolamo Romanino e Lattanzio Gambara, San Paolo e Quattro Santi. Poi restate con noi, L'opera venne ordinata per la chiesa di San Giuseppe dagli eredi di Matteo Avogadro, morto nel 1547, e vi rimase fino al 1866, quando il convento fu soppresso e il dipinto ritirato dal comune. Cronologicamente la tela è collocabile tra il 1548 e il 1550. All'interno dell'abside, realizzata con ogni probabilità dal genero del pittore Lattanzio Gambara, sono collocate su un piedistallo le figure dei cinque santi: San Paolo al centro, i santi Girolamo e Giovanni Battista alla sua destra e le sante Maria Maddalena e Caterina d'Alessandria alla sua sinistra. Sulle due lesene che chiudono l'abside sono raffigurati due angioletti, i quali, reggendo due veli, scoprono il Gesù crocifisso. Il modo di dire dialettale di oggi, el va quarz, come la luna, detto a una persona. Siamo andati a trovare alcuni amici nostri e vostri. Siamo tornati da Castelvedere, via Padana Superiore, Esatto. Esatto, Castagnato, Castelvedere Produzioni Dolciarie. Non sei stato attento, tu sei pure dipendente di Castelvedere Produzioni Dolciarie, un sacco di cose, di proposte per le feste, insomma. Venite a Fan Saltino a dare una visitina perché ne vale davvero la pena, a prezzi Titivi. Brava Anna. Senti Anna, tu come te la cavi col dialetto? Bene. Tu sei di Brescia, della zona? Sono di Brescia, sì. Ok, allora magari questo l'hai sentito ancora o perlomeno lo sai leggere. Va, prova a leggere, cara Anna. El va a quarz come la luna. Detta benissimo, sei davvero bresciana. E sapresti anche tradurlo? La luna è divisa in quattro. Sì, che ha torto il compleanno. Sì, no, la luna è divisa in quattro, le fasi lunari, ok. Però riferito a una persona, la luna è una persona, che cosa ti fa venire in mente, Anna? Che magari quel giorno lì c'ha la luna storta. Un po' luna. Tu sei una persona lunatica, Anna? Dipende da chi mi trovo. Va bene, sei sempre gnecca. No, dipende dalle persone con cui lavoro. Beh ragazzi, c'è anche un sacco di proposta per Santa Lucia qualora fosse all'ascolto. Santa Lucia, se vuoi rifornirti, passa di qui da Castelvedere che c'è ogni ben di Dio. E tra i ben di dei c'è Alessio. Non è per Santa Lucia però. Tu Alessio che sei fidanzato, sposato? Fidanzato. Sei fidanzato, quindi ti starà sicuramente guardando in televisione la tua fidanzata e ti molla. No, si scherza. No, speriamo di no, dai. Tu Alessio sei della zona, sei di Brescia? Sì, è di Sarezzo. Di Sarezzo, quindi sei un cliente, sei venuto qua a fare acquisti? Sì, sono venuto a vedere cosa comprare di nuovo, insomma. C'è sicuramente l'imbarazzo alla scelta la prima volta che passi da Castelvedere. Una volta. Vabbè, dai, ti troverai sicuramente bene e la sorpresa l'avrai anche alla casa perché i prezzi sono davvero sicuramente modesti. Allora, caro Alessio, tu te la cavi un po' col dialetto, lo capisci? Sì. Dai, Sarezzo, insomma, dai, facile. Proviamo a leggere questo, va? El va a quarz come la luna. Benissimo, 10 lode per la pronuncia. Sapresti anche spiegarlo, la metafora, insomma, quello che vuole insegnare questo modo di dire? A me la prima cosa che mi viene in mente, il va quarz come la luna, sarebbe un po' come quando si sveglia una persona con la luna storta. Sì, perché se la luna, la persona si è alzata un po', tu sei sempre allegro, solare o ci sono delle giornate? Sì e no. Sì e no, come tutti. Fidanzate di Alessio, trattamelo bene, questo qua è un ragazzo d'oro. Va bene, grazie, gentilissimo, buona spesa a te, questo lo tengo io, grazie, ciao. E vi salutiamo da Castelvedere, alla prossima, ciao. C'entro anch'io.